Sotto il lago di Selva c'erano tante casere, 6, 7 casere, 8, che sono andate tutte sotto l'acqua. Addirittura una famiglia che abitava stabilmente lassù ed era a livello della Silisia, o Racul, perché noi la chiamavamo anche Racul, la Silisia, la chiamavamo Racul. E loro abitavano proprio a livello della Racul, proprio sotto la diga, quasi sotto la diga. E li hanno portati, fatto sloggiare, diciamo, e li hanno portati a abitare a Muinta. Aveva un uomo che aveva 2 figlie, di cui una era muta. E dopo c'erano tanti stavoli, non so come dirti stavoli, noi li portavamo su il bestiame d'estate, tutta l'estate lassù, era bellissimo perché era tutto un pianoro e pieno di frutta. Oh, quanta frutta di tutte le specie, di tutte le qualità. E si stava da morire in mezzo a... Io da Dio stavo lassù. Fi- Fino a 16 anni ho potuto godere questi posti, dopo abbiamo dovuto venire via perché la diga ha buttato sotto l'acqua tutto. A livello basso c'era Gea, una solo, poi più avanti c'era la Maria de Pascol, poi c'erano i parenti della Giovanna, venivano su ogni tanto, poi dopo in parte c'era mio nonno e suo fratello che avevano la casa divisa a metà, cioè una casa però a metà. E poi nell'altra casa c'era la casa di suo fratello, New Barbasanto, di fronte c'era il mulino del Giumiel, c'era un mulino di su, e poi andando su tutto il torrente Silisia erano delle stalle, tutte il Sisilan, i Plans, e si andava su verso le Tranconere. Fine maggio, inizi di giugno fino a settembre c'era la transumanza, cioè si portavano su le bestie d'estate sulle malghe, il chiavalotto, gli svalinones, il plan de biec, il ciuccoi, erano tutte valli che un pastore, Barbattite, raccimolava tutte le bestie del paese, le portava su in montagna e le teneva su tutta l'estate e dopo riportava giù a settembre ed era bello vederle passare perché quando andavano su le mucche con tutti i campanacci che passavano, no? E le sentivi che passavano vicino proprio al la nostra vallina, passavano tutte sta mucche e andavano su prima sul Chiavalotto, il Plan de Mieci, i Ciuccoi, le valline alte, quelle a 1300 metri. La Silisia è, diciamo, lo spartiacque tra il comune di Frisanco e il comune di Tramonti di Sopra, perché infatti la nostra Valina, che noi chiamavamo Valina,
era sotto il comune di Fresanco, la parte opposta era sotto il comune di Tramonti di Sopra. Noi che eravamo nella Vallina Bassa andavamo nelle Silisi a prendere l'acqua, ma quelli più alti avevano come si dice, i pozzi dove raccoglievano l'acqua piovana. Avevamo la stalla per le mucche, avevamo una cucina con l'arin, con il focolare e una stanza di dietro per il mangiare, poi la stalla, il fienile sopra. Beh, lì eravamo io e la mia amica Tullian e correvamo dietro alle lucciole perché, come le dicevo, era tutto piano, era tutto un piano. Andavamo d'estate a raccogliere le lucciole e le mettevamo in un vaso di vetro. Io e la mia amica andavamo giù con la forchetta, andavamo giù a prendere, i gamberi no, i gamberi non c'erano, i gamberi c'erano in Glagna, ci sono. E noi andavamo a morsons, non so come si chiamano in italiano i morsons. Andavamo, sollevavamo il sasso, lo prendevamo, puff. Un mio amico di qua è andato su a fare da visitare diciamo, e mi ha fotografato proprio il punto dove era la mia casa. E lì proprio il Rue de Pirin, il ruscello di Pirin che era in parte alla casa mia, e allora mi ha aperto il cuore. Ma non si vede la casa, si vede solo il ruscello, ma io lo conosco e so che è quello lì, è il Rue de Pirin, Pirinel, perché noi, mio bisnonno si chiamava Pietro, quindi Pirinel, no? E tutti ci chiamiamo i Pirinei. Ecco. E lui mi ha fatto questa fotografia dove vedo appunto quel pezzo di ruscello dei Pirenei e dei coso che so che sotto è la casa. Mi manca la mia cucina piccolina. Perché quando ero piccola avevo un giocattolo che era una cucina dove si cucinava, con i pentolini di rame e, no, e quelli non ho potuto recuperarli, sono andate sotto le acque, non lo si... Prima di portare giù quelle robe lì hanno portato giù le robe più importanti. E, e poi cosa? Niente, perché non è che si avesse tanti giochi, perché non c'ho. Si cercava di fare le bambole col fieno, proprio col fieno si riempiva di stracci e si faceva le bambole, ma non di più. Non è che si avesse tanti giocattoli. Però mi consolava la Madonnina. Dopo Selva vieni verso la strada per andare nelle gallerie e c'è la chiesetta che gli dicono chiesetta di Maria Bambina, ma era la chiesetta di Sant'Antonio. La Madonnina l'ha costruita mio bisnonno, quella chiesetta lì.